Buonasera dal Pala Tedeschi, la massima serie arriva a Benevento, il GG Teamwear di Andrea Centonze oggi debutta in casa contro il Binum Italy Petrarca per la seconda giornata di Serie A. Le squadre hanno fatto il loro ingresso in campo, andiamo alla lettura delle formazioni con il Benevento che schiera col numero 1 Mateus, numero 5 Ramon, Bueno Ardite, numero 6 De Crescenzo, 7 Stigliano, 9 Botta che è il capitano, 10 Milucci, 12 Luberto, 17 Arbonio, 20 Guerra, 21 Pastore, 77 Colletta, 93 Lolo Suazo. Allenatore appunto Andrea Centonze. Risponde il Binum Italy Petrarca allenato da Luca Giampaolo con il numero 1 Faverati, col numero 2 Molaro, col numero 4 Luca Cell, col numero 5 Mascambruni, col numero 10 Felipe Mello, col numero 11 Rafigna, col numero 13 Parrell, col numero 18 Victor Mello, col numero 20 Giampaolo, numero 21 Alves, numero 22 Basile, numero 96 Gargantini. Il primo arbitro Chiara Perona della sezione di Biella, il secondo Pierluigi Minardi della sezione di Cosenza, il crono sarà diretto da Antonio Nappo della sezione di Ercolano. Tutto pronto per l'inizio di questa gara. Petrarca che ha vinto al debutto 1-0 contro lo Sporting Sala Consilina con un gol di Antonio Molaro a 3 minuti dal termine. Benevento che sì ha perso al Palamaggiore di Leni contro la L84 Torino, però ha sfoggiato una partita davvero importantissima considerate le assenze di Ramon e Lolo squalificati. Scitao anche oggi non sarà della partita perché sprovvisto di transfer. Manca anche Carabellese che non è al 100% della condizione fisica. Petrarca invece che è rimasto fuori l'estremo difensore Bastini, in porta ci va Faverati. Tutto pronto, foto di rito per entrambe le squadre, la prima foto di rito per il GG Teamwear Benevento 5, che quindi dopo la cavalcata trionfale oggi si affrontano due squadre che hanno vinto l'anno scorso i primi gironi di A2 Elite, quello A per il Petrarca, quello B per il Benevento. Petrarca che poi si è anche aggiudicato la Coppa Italia facendo double, e quindi due neopromosse a confronto. Tra poco andremo anche alla lettura dei quintetti. Benevento che va con Mateus tra i pali, Milucci, Stigliano, Arbonio e Ramon, credo, sì, Ramon entra in campo. Lolo Suazo siede in panchina. Faverati tra i pali del Binum Italy con Rafigna, Parrell, Felipe Mello e Gargantini a completare lo starting five di Luca Giampaolo. Petrarca in maglia nera da destra verso sinistra, Benevento con la classica maglia giallorossa da sinistra verso destra. Tutto pronto, sta per cominciare la Serie A qui al Pala Tedeschi di Benevento. Si attende solo il fischio di Chiara Pellona che arriva ora. Parte Benevento Binum Italy Petrarca con il primo possesso degli ospiti. Subito Rafigna dalle parti di Parrell, ancora il numero 13 Rafigna in buca per Gargantini. Intervento ruvido ma legale di Ramon. Bueno Ardite, Parrell, Gargantini, Parrell, ancora Rafigna, Parrell prestato da Milucci, in buca per Gargantini, non lo molla Arbonio. Pressione alta del Benevento con Rafigna che si complica un po' la vita ma riesce a servire Felipe Mello che spazza in avanti. La palla arriva dalle parti di Mateus Diaz Rocha che preferisce la rimessa dal fondo. Ramon, debutto in campionato anche per lui, era squalificato come abbiamo detto a inizio cronaca venerdì scorso con Lolo Suazo. Arbonio si accentra e serve Ramon che torna da Raffaele Stigliano. Ramon, la solata, Ramon calcia col mancino, mette fuori Parrell. Stigliano subito da Arbonio, spalle alla porta, il numero 17 si allarga, carica il destro, la tiene Faverati
Prima occasione per il Benevento dopo 1 minuto e 15 secondi. Gargantini subito da Rafinha, largo da Felipe Mello, ancora Rafinha, 1 contro 1 con Arvogno in banda, in buca per Gargantini che si gira, la calcia addosso a Ramon, ancora Petrarca che ci prova con Parrell, ancora il numero 10 Parrell, duella con Milucci e serve Gargantini. Parrell, Felipe Mello, possesso prolungato del Petrarca che cerca spazi, subito l'imbucata di Parrell che cerca e trova Gargantini che sbaglia il controllo, poi rinviene, lotta con Ramon, non c'è fallo, occhio a questa transizione del Benevento, va via Ramon, la giocata cade, non c'è nulla e quindi riparte Rafinha, 1 contro 1 con Arvogno, transizione ora della Padova, la palla è per Felipe Mello che cercava Gargantini sul lato opposto. Si è salvato il Benevento, primo corner della gara in favore degli ospiti. Con questa transizione arriva anche il primo cambio, esce Gargantini ed entra col numero 2 Antonio Molaro. Palla fuori, ci prova appunto Molaro due volte Murato, ma ancora Petrarca con Parrell subito da Molaro. Cerca e trova Rafinha, si gira il numero 11, ancora Rafinha che gioca con i piedi ma perde la sfera, tenta di ripartire Arvogno che però è da solo, non ha appoggi e arretra tra Ramon che innesca subito Milucci, 1 contro 1 con Mello, va via Milucci, si accentra Milucci sul fondo, prima grande occasione per il Benevento al terzo minuto con Milucci che ci ha provato, come possiamo rivedere al replay, con il destro, palla davvero che è uscita di un nulla sul primo palo, anche se Faverati sembrava sulla sfera. Parrell, va via la sfera e ancora per Molaro che imbuca Parrell, 1-2, calcia Molaro, Mateus non sicuro sul primo palo, corner per il Binum Italy, ci ha provato squadra ospite a reagire all'occasione di Milucci di poco fa. Rafinha, palla fuori per il mancino di Felipe Mello, palla che di parte Ramon, Milucci, Stigliano, ancora Ramon, Stigliano mette giù, palla al centro, alla meglio Parrell, poi Arvogno anticipa Rafinha, Ramon, Stigliano, un ritorno per il numero 7 dopo 2 anni con la maglia della Sala Consilina. Aveva giocato 2 anni in precedenza al Benevento, vincendo anche il campionato di playoff di Serie B nella stagione 2020-2021, quella post-Covid, con un Benevento di tutti italiani, tutti campani per la precisione. Intanto Arvogno subito da Mateus, 3:30 sul cronometro, 0-0. Ramon, la sterzata, arriva il fallo, il primo di questa gara, lo ha commesso Antonio Molaro, riparte subito il Benevento con Stigliano che va da Milucci, sbaglia il passaggio Milucci, intercetta Molaro e quindi Victor Mello, largo da Rafinha che avanza, va via l'ex Napoli, carica il destro sul fondo, ci ha provato il numero 11, pericoloso Rafinha. Ramon ora in possesso, largo da Milucci, Lolo Suazo appena entrato contro Giampaolo, va via il 93, calcia col mancino sull'esterno della rete, subito uno squillo dello spagnolo appena entrato che non ha trovato alcuna deviazione perché ci è rimessa dal fondo, già battuta. Siamo già dall'altra parte con Rafinha, Giampaolo col destro, gran gol di Roberto Giampaolo che sblocca il punteggio allo scadere del quinto minuto. Il vantaggio di Giampaolo, gran gol, come possiamo rivedere, suolata destro ad incrociare, non ha potuto a nulla Mateus sul destro del numero 20, gran gol di Giampaolo. E quindi 1-0 per il Binum Italy con il gol di Giampaolo, primo gol in stagione. Lolo Suazo, Guerra,
Ancora Lolo Suazo. Guerra. Ramon. Ancora per Guerra che lotta con Mularo che è la meglio. Sarà rimessa per Faverati. Giampaolo, l'autore dell'1-0, quindi Molaro. Di prima Rafinha sbaglia, l'appoggio per Giampaolo. Sarà rimessa laterale per il Benevento, già battuta. Guerra. Lolo Suazo. Ancora per Guerra. Lolo Suazo. Stigliano. All'indietro da Mateus, sollecitato il numero 1. Grande prova. Alleini. Lolo Suazo. Si accentra, va via il 93 che calcia, ma colpisce Giampaolo. Guadagna una rimessa. Il GG Teamwear Benevento. Entra in campo anche Botta al posto di Ramon. Lolo Suazo fuori. Stigliano al volo. Gran parata di Faverati. Attento sul primo palo. Ci prova il Benevento con il tentativo di Raffaele Stigliano. Sarà altro corner per la squadra di Centonze. Rivediamo il mancino di Stigliano. La gran risposta di Faverati. Ancora palla fuori, ancora Stigliano. Questa volta calcia male il numero 7. Palla sul fondo. Pronto ad entrare anche Davide De Crescenzo al posto proprio di Stigliano. Tanto non si trova il pallone. Finito dietro gli striscioni l'Edwall del Palatedeschi. Faverati, lancio lungo, mette giù Gargantini che però non la tiene sull'attacco di Vincenzo Botta e quindi sarà rimessa per il Benevento, già battuta. Guerra, che ha già giocato in Serie A con la maglia del Real San Giuseppe. Palla ancora per Guerra che la mette in mezzo. De Crescenzo sbuca e calcia. Faverati, gran parata del numero 1 sul tentativo di Davide De Crescenzo, pescato da Guerra. Un lancio perfetto di Lolo Suazo. Rivediamo il lancio, l'inserimento di Guerra e la parata di Faverati sul tentativo di De Crescenzo. Intanto Lolo Suazo impegna ancora il numero 1. Tenta di ripartire Giampaolo che scucchia in avanti, ma il passaggio è lungo per Gargantini. Riparte De Crescenzo. Intanto è Faverati e non Faverati, quindi chiedo scusa. Lolo Suazo si gira, Guerra ancora col mancino murato da Victor Mello. Botta. Lolo Suazo. Intercetta Molaro che riparte. Si sovrappone Giampaolo, va via da solo Molaro che si affronta con Botta. Con esperienza il numero 9 sposta Molaro. E quindi Botta. De Crescenzo torna da Lolo Suazo, largo da Guerra. Si accentra e serve Botta, quindi Lolo Suazo. Intercetta Gargantini che riparte a spazio il 96. Ancora Gargantini, lo ferma Botta, ma la palla passa alla traversa di Parrella. Era riuscito a sgusciare via comunque Gargantini. Mateus ha bucato di fatto l'intervento e Parrell ha colpito la traversa. Vinumitali ad un passo dallo 0-2. De Crescenzo, Lolo Suazo, ancora per Guerra. Tenta di ripartire il Benevento. Lolo Suazo, Botta. Lolo Suazo, splendida la palla per Guerra sul fondo. Che occasione per il Benevento. Ancora sull'asse Lolo Suazo, Guerra. Time out per Luca Giampaolo. Intanto rivediamo poco fa la grande occasione per Parrell e quella di Guerra con il Vinumitali vicino allo 0-2, poi Benevento sul capovolgimento di fronte, vicino al pareggio. Tante emozioni in questi 7 minuti e 9 secondi sul cronometro.
Finisce il time out di Giampaolo e ovviamente anche quello di Centonze. Si ripartirà con una rimessa dal fondo per il Binum Italy. Tante emozioni in questa partita. Feverati, lancio per Gargantini che la tiene, raddoppiato da Lolo Suazo, scarica per Parrell, Felipe Mello, Molaro dopo il tocco del numero 13, ancora Felipe Mello, Molaro tenta la giocata, salta, botta con un rimpallo, ci prova Molaro, la tiene Mateus, riparte Vincenzo Botta, Lolo Suazo, Guerra, doppio passo, va via Guerra, fermato da Felipe Mello, Gargantini in mezzo a due, non c'è fallo di De Crescenzo, sarà rimessa laterale per il Benevento, già battuta Lolo Suazo, in buca per De Crescenzo che ha avuto una grande occasione di pareggiare i conti, Lolo Suazo, ancora da Guerra, ancora Feverati, gran parata del numero 1 che si sta rendendo protagonista. Rivediamo il destro di Guerra, la gran parata di Feverati, botta, palla fuori, ancora Lolo Suazo, male, mette fuori Molaro, tenta di ripartire Felipe Mello che lotta con Lolo Suazo, alla meglio il 93 che serve De Crescenzo, ancora per Botta, Lolo Suazo, Botta, De Crescenzo, Lolo Suazo, in avanti ancora per Guerra che se la porta con una gran giocata, si allunga però la sfera e Feverati subito da Gargantini, lotta con De Crescenzo, la palla esce, la rimessa è per il Binum Italy, 11:23 da giocare, 0-1 il punteggio qui al Palatedeschi con il gol al quinto di Giampaolo. Parrella, Victor Mello col petto, Lolo Suazo alleggerisce per Mateus, Botta, Guerra, Botta, Lolo Suazo prova, aveva visto Feverati fuori dai pali, un po' complicato questo tentativo, entra anche col numero 77 Tommaso Colletta, arrivato in prestito dal Napoli. Colpo di testa di Botta, De Crescenzo ci prova, palla fuori, è entrato anche col numero 4 Lucacel. Feverati, Felipe Mello, in avanti Parrell, la palla però arriva a Mateus che fa ripartire Botta, Lolo Suazo in orizzontale da Colletta che gioca il suo primo pallone, Botta, Lolo Suazo, Colletta, calcia col mancino addosso a Felipe Mello, rimessa per il Benevento già battuta, Lolo Suazo, Feverati, poi Botta per De Crescenzo che sbuca alle spalle di Lucacel, Lolo Suazo va via, calcia col destro, murato da Rafinha, il Benevento ci sta provando, 10:12 da giocare, rimessa per la squadra di casa. Rivediamo, tentativo, da parte del Benevento, rientra Arbonio, De Crescenzo, palla fuori, Botta, Colletta, Botta, Colletta, Botta, Arbonio si accentra e lascia Botta che va largo da Colletta, avanza il Benevento ancora con Botta che imbuca, intercetta Rafinha, rimessa
per il Minum Italy. De Crescenzo batte subito per Botta, Colletta, Botta, Arbonio in orizzontale da De Crescenzo, Botta rischia qui, voleva saltare Rafinha che lo ha fermato, rimessa per la squadra di casa, rientra in campo anche Ramon al posto di De Crescenzo, numero 5 va a battere subito la rimessa, Botta, Colletta, Botta, Ramon, Colletta, giocata del 77 che però si trascina la palla oltre la linea e sarà rimessa per il Minum Italy. Victor Mello pronto alla battuta. Rafinha, Parrella, Rafinha, palla in avanti, rimessa per il Benevento, Ramon, Botta, Colletta, Botta, in buca per Arbonio che si gira, calcia, Feverati, bravissimo il numero 1 ancora a dire di no alla conclusione centrale da parte di Nicola Arbonio. Ramon ancora per Colletta che trova la deviazione di Parrell, corner per i padroni di casa. Tanto rivediamo il tentativo di Arbonio, la risposta di Feverati, palla fuori, c'è stato un tocco da parte di un giocatore del Petrarca e sarà rimessa laterale per il Benevento con Colletta che batte subito, Botta, Ramon in buca ma Arbonio in ritardo, Felipe Mello, Parrell subito a memoria per Rafinha, passaggio lungo, era buona però l'intenzione, meno l'esecuzione, rientra Molaro al posto di Felipe Mello, riparte il Benevento con Colletta, Botta, Ramon, Arbonio, sterzata da Arbonio, giocata, va via il numero 17 che non salta Parrell e Molaro la tiene in campo. Victor Mello scambia con Rafinha, ancora il capitano del Petrarca in possesso e quindi Parrella cerca spazi, va da Rafinha che sbaglia il controllo, rimessa dal fondo per il Benevento. 8 minuti poco più al termine del primo tempo. Ramon subito largo da Colletta, Arbonio, Botta, Arbonio, salta Victor Mello, rientra sul mancino Ramon, va via, ci prova col mancino, colpisce Colletta di testa e riparte Molaro che sbaglia però il contropiede. Mateus subito dalle parti di Botta, Arbonio, Botta, Ramon, Botta, non può giocarla Mateus, la palla è per Colletta, ritorna dal capitano giallorosso, Ramon, Arbonio, si accentra il 17, va da Colletta, ancora Ramon, passaggio per Colletta, un tantino lungo, poi si scontra anche con Feverati, resta a terra il numero 1, si rialza e intanto rientrano in campo Stigliano e Milucci per il Centonze. Giampaolo, eccolo qui, l'autore del gol che fin qui sta decidendo le sorti del match. Pressato qui, non ha alternative, la palla è per Mateus che la tiene in campo. Subito da Botta, pressato da Rafinha. Ramon, Botta, Milucci, Botta, ancora Ramon che imbuca per Milucci ma trova la deviazione di Molaro, ma l'ultimo a toccare è stato l'ex giocatore del CDM e quindi la rimessa è per il Minum Italy. Rafinha,
1 contro 1 con Stigliano, torna da Victor Mello, Molaro sbaglia il controllo, Milucci riesce a servire Ramon che va via, calcia col destro, palla sul fondo, voleva il fallo Milucci nell'azione precedente. Partita molto corretta fin qui, 14 minuti giocati, un solo fallo commesso solo dal Petrarca. Giampaolo mette fuori rimessa per il Benevento, già battuta Milucci, botta Stigliano, botta Milucci, Ramon, Milucci si accentra e lascia botta, botta Mateus, pressione di Molaro, Mateus è costretto a metterla in tribuna sulla pressione del numero 2 di origini partenopee. Cresciuto nel settore giovanile del Napoli Calcio a 5, il vecchio Rolo Caffè Napoli. Giampaolo, Victor Mello per Feverati, lancio lungo di Feverati, la palla si spegne dalle parti di Mateus. Stigliano in impostazione, è rientrato anche Davide De Crescenzo. Milucci intercetta Gargantini che riparte, Victor Mello in avanti dal 96, splendida la palla per Rafinha, largo da Giampaolo, passaggio un tantino lungo, occasione potenziale per il Petrarca che era uscito bene dalla pressione del Benevento. Stigliano in buca per De Crescenzo, perde il duello con Victor Mello, ancora il 18, ancora Giampaolo che sterza, non calcia subito, poi perde l'attimo, lo rimonta De Crescenzo con l'aiuto di Mateus. Milucci, De Crescenzo, Ramon, De Crescenzo tra le linee, largo da Stigliano, calcia male il numero 7 giallorosso da buona posizione. Altra occasione per la squadra di Centonze che era uscito bene grazie al movimento di Centonze, di De Crescenzo che era sbucato alle spalle di Giampaolo. Assist per Stigliano che non è riuscito ad inquadrare la porta difesa da Feverati. Parrell, Victor Mello rischia, Milucci perde quell'attimo, poteva anche calciare. Gargantini lotta con Ramon, arriva il primo fallo del Benevento al 15°, lo ha commesso il numero 5 ai danni del 96 in maglia nera, cenno d'intesa tra i due. Punizione per il Binum Italy. Parrell, Victor Mello, lotta Gargantini con Ramon, stavolta non c'è fallo e quindi riparte Milucci. Ramon, Stigliano, Ramon di prima, tocco lungo per Milucci, rimessa per il Petrarca. Ramon che poco fa ha commesso il primo fallo del Benevento, ha lasciato il posto a Botta che è rientrato in campo. Palla in avanti per Gargantini che lotta in mezzo a due, il 96 fa sportellate con Stigliano. Parrell, ma in anticipo De Crescenzo che tenta di ripartire, Gargantini lo rimonta e quindi Mello col tacco, passaggio complicato, va via Milucci che salta Mello, fallo, credo cartellino giallo per il numero 10, sì, arriva la prima ammonizione della gara, fallo tattico di Felipe Mello che ha rischiato su Milucci, Milucci lo ha saltato e Felipe Mello per non farlo andare in porta ha commesso fallo numero 2 per il Petrarca, primo cartellino giallo della gara.
in attesa del fischio. 3:44 da giocare. Miloci, botta, Stigliano in buca, intercetta Parrell, rimessa laterale in zona d'attacco per il Benevento che guadagna qualche metro. De Crescenzo per Miloci che ci prova col destro. Palla alta, tentativo di Enzo Miloci. Feverati, Mello, Parrell in buca ma non trova. Rafinha, passaggio un po' complicato e anche molto rischioso. Botta, Miloci, Arbonio, entrato al posto di Stigliano in questo momento. Miloci tra le linee va via, non riesce però a servire De Crescenzo. De Crescenzo scucchiaia per Arbonio che quasi si scontra con Miloci, ma diventa un assist per Victor Mello. Lo ferma Botta. Si stava complicando la vita il Benevento su un corner a proprio favore. Felipe Mello, largo da Rafinha che duella con De Crescenzo. Calcio d'angolo per il Petrarca, l'ultimo tocco è del numero 6 che torna a giocare in Serie A dopo la sua esperienza con la Sandro Abate. Intanto il mancino altissimo di Victor Mello che poi lascia il posto a Lucacel. Entra in campo anche Guerra. De Crescenzo, botta, Arbonio si accentra e perde il duello sul raddoppio di Parrell e quindi Feverati. Lancio intanto di Mello, colpo di testa di Botta. Guerra la tiene in campo, si accentra il numero 20 che scarica per De Crescenzo. Palla sul secondo palo, grande intervento di Lucacel che anticipa Arbonio. Occhio al Petrarca, la palla però è recuperata da Botta. Accelera il capitano, un 3 contro 3, va via Botta, rimontato. Alla fine Feverati per Lucacel, grande chiusura ancora del numero 4. Sempre Mello che lancia il numero 4 che ha spazio. Lucacel che tenta di eludere la marcatura di Arbonio. La palla arriva a Mateus che serve subito De Crescenzo. Ora Guerra. Botta. Guerra. Arbonio. Botta. Sempre il 17 in buca per De Crescenzo. Spalle alla porta. Ci prova Arbonio. Palla fuori. 1:50 da giocare in questo primo tempo. Sempre 1-0 per il Binum Italy Petrarca. Grazie alla rete di Giampaolo. Al quinto minuto del primo tempo appunto. Parrell attende l'arrivo di Arbonio e poi scarica per Victor Mello. Gran giocata qui, la palla è per Parrell. Molaro regala la palla a Botta, non c'è fallo. Guerra. Botta. Botta ancora. De Crescenzo. Botta. Guerra. Si accentra Guerra, va via. Non c'è fallo di Victor Mello. Occhio alla transizione del Petrarca. Parrell, Molaro torna da Parrell che calcia alto. Che occasione per il numero 13. In contropiede le proteste del Benevento perché Molaro dopo il tentativo di Parrell ha allontanato la sfera per non far ripartire la squadra di Centonze. Guerra, ultimo giro di lancette di questo primo tempo, ancora per Botta e Arbonio, poi ancora il capitano giallorosso Arbonio, anzi Guerra tenta la giocata su Rafinha che lo ferma. Time out
per Andrea Centonze, che vuole sfruttare questa rimessa laterale, soprattutto questi ultimi 47 secondi. Infatti chiede calma Centonze. Rivediamo intanto qui l'occasione per Parrell. Il time out di Centonze, come possiamo rivedere anche quello di Giampaolo in onda. Partita davvero intensa, con tante emozioni, tante occasioni da ambo le parti, con il Benevento vicino all'1-1 a più riprese, ma anche il Petrarca che ha colpito una traversa con Parrell vicino allo 0-2 in almeno 3 circostanze. Finisce il time out della Benevento e contestualmente anche quello della Petrarca, e si ripartirà con una rimessa laterale per la squadra di casa, che vediamo se riuscirà a sfruttare questo calcio piazzato. Ramon subito da Botta, in buca per De Crescenzo, lotta con Victor Mello, la palla è per Ramon che viene rimontato da Molaro, rimessa laterale ancora per il Benevento. Botta, Ramon, doppio passo, fermato da Molaro, l'ultimo tocco del 5 giallorosso, la rimessa è per il Binum Italy. Non d'accordo Ramon. Rafinha, Giampaolo, Victor Mello, Feverati, Giampaolo. Ottimo fraseggio della Petrarca, ma Molaro non la tiene in campo. Rimessa per il Benevento già battuta. Ultimi 20 secondi. Ramon si accentra, calcia col destro, palla fuori. Ci ha provato Ramon, Bueno Ardite dalla distanza. Feverati spazza via sul gong dei 4 secondi, non aveva soluzioni vicino. De Crescenzo, Botta, giocata qui di Ramon, non c'è fallo di Rafinha, la palla è per Molaro, la parata di Mateus, occasionissima per il Petrarca con Antonio Molaro. Riparte De Crescenzo ma non c'è più tempo, finisce la prima frazione di gioco, Binum Italy avanti 1-0 sulla GG Teamwear Benevento 5 grazie alla rete dell'inquadrato Roberto Giampaolo al 5° minuto. E noi ci rivediamo tra poco sempre in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5 per il secondo tempo in diretta dal Pala Tedeschi.
Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo qui al Palatedeschi. Siamo nuovamente in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5 per questa seconda giornata di Serie A. Si ripartirà dall'1-0 in favore del Petrarca, arriva il fischio d'inizio, ripartono le ostilità. Gara decisa fin qui da un gol di Roberto Giampaolo al quinto minuto del primo tempo. Tante occasioni sia per il Benevento che per il Petrarca, una partita davvero molto divertente. Melucci, botta, Stigliano, Melucci, non si intende con Stigliano, recupera palla Rafinha che scarica per Felipe Melo, l'unico ammonito della gara. Intanto Rafinha si gira bene ma calcia male. Melucci, botta, Arbonio, botta, Melucci, Arbonio tenta di incunearsi, non c'è fallo di Gargantini, riparte il Vinumitali, largo da Parrell che torna dal 96, capisce tutto Stigliano, la palla esce, Parrell che nel primo tempo ha avuto due clamorose occasioni per lo 0-2, ha colpito anche una traversa a Mateus battuto. Si riparte con Felipe Mello che cerca e trova Gargantini che duella con botta, tutto regolare. Mateus batte subito la rimessa dal fondo. Stigliano, botta, Melucci, Arbonio, botta, Arbonio, ancora per botta, Stigliano, Arbonio, cerca spazi il Benevento. Arbonio va da Melucci tra le linee, il numero 10 riesce a tornare dalla 17 e quindi ancora botta, sempre Arbonio, 1-2 con Melucci, capisce tutto Parrell, poi Felipe Mello con esperienza scarica per Feverini che è pronto al lancio, che arriva, colpo di testa di Melucci, poi botta, ancora Melucci, Stigliano, Melucci, botta, palla per Arbonio che sbaglia il controllo, Gargantini recupera, calcia col destro, Mateus in corner, ci ha provato il numero 96. Rivediamo la palla sanguinosa persa dal Benevento, la grande risposta d'istinto di Mateus sul destro del numero 96 del Vinumitali. Sarà calcio d'angolo per la squadra allenata da Luca Giampaolo, che è tornata in Serie A dopo un anno. Ci riprova Parrella addosso a botta. Palla fuori, sbagliato qui Rafinha, il tocco per Felipe Mello. C'è un problema. Si riparte, si è allargato Mateus, botta, sbaglia il tocco per Melucci, si complica la vita il Benevento. Attenzione a Rafinha che tenta di incunearsi, lo ferma Arbonio, poi Mateus al tramonto dei 4 secondi, Arbonio non avendo appoggi allunga fuori, la rimessa per il Petrarca, palla fuori, Gargantini calcia addosso a botta, poi il tentativo di Rafinha, ci ha provato l'ex giocatore del Napoli, di prima intenzione Stigliano, botta, Melucci, Stigliano, botta, De Crescenzo, botta, Stigliano, ancora De Crescenzo, spalle la porta, non c'è fallo, trova il tocco di Gargantini, la rimessa è per il Benevento. Stigliano, botta,
palla che stava per diventare un tiro e si spegne sul fondo, controllata da Feverini. Rafinha che poco fa ha avuto l'occasione di raddoppiare, va via il numero 11, la palla passa per Gargantini che carica il destro, la sfera viene toccata credo da Mateus, sarà calcio d'angolo. Ancora un duello tra Gargantini e Mateus, sì, l'ha toccata con la mano sinistra il numero 1 del Benevento, gran parata su Gargantini. Calcio d'angolo Parrell, palla fuori, ci prova Felipe Mello. Stigliano, botta, Milucci, botta, ancora Milucci, largo da De Crescenzo, Milucci in buca per Stigliano, 1-2, va via De Crescenzo che non riesce a calciare, frenato da Molaro, riparte Mello, la palla è per Parrell sul secondo palo, intercetta Botta, Milucci anticipato da Molaro, Mateus, altra grande parata del numero 1. Rivediamo qui il destro di Molaro, la grande risposta a distinto di Mateus Diaz Rocha alla terza parata in questi 3 minuti e 38 secondi. Sta attaccando il Petrarca alla ricerca del 2-0. Palla fuori, Parrell sbaglia il tocco di ritorno, poi il rimpallo favorisce Molaro, ancora Mateus. Rafinha, spalle alla porta, si gira benissimo, Molaro non riesce a calciare, quindi Botta lascia scorrere, rimessa laterale per il Benevento che respira un po'. De Crescenzo sbaglia il tocco per Stigliano. Rivediamo il destro da parte di Molaro, la gran parata di Mateus con i piedi questa volta. Giampaolo, Victor Mello, Giampaolo, Molaro, Victor Mello, Rafinha, scucchiaia per Molaro che non sbaglia questa volta. Antonio Molaro fa 2-0 al quarto minuto della ripresa, secondo gol in campionato per il numero 2 del Binum Italy che raddoppia quindi il punteggio. Grande azione sviluppata dalla squadra di Luca Giampaolo, destra ad incrociare di Antonio Molaro che questa volta ha battuto Mateus. Botta, De Crescenzo, Guerra, Botta, Ramon, De Crescenzo, non si intende con Ramon, riparte Molaro che ha un po' di spazio. Victor Mello per Rafinha, era buona l'intenzione, Rafinha di fatto ha mancato il controllo perché se no era in porta. Riparte Botta, 15 e 23 da giocare. Guerra, Botta, Guerra, Botta, De Crescenzo, Ramon, Botta, Ramon ancora, in buca per De Crescenzo che sbuca alle spalle di Molaro ma non riesce a tenerla in campo. Giampaolo pronto alla battuta. Molaro, Victor Mello in orizzontale da Giampaolo, anche ancora Molaro l'autore del 2-0, lascia Giampaolo, riesce a eludere l'intervento di De Crescenzo,
Occhio al Petrarca ancora con Rafinha, Mateus dice di no e riparte De Crescenzo dalla parte opposta, rimontato dallo stesso Rafinha che la mette in rimessa laterale. Occasione ancora per il team di Giampaolo, ne possiamo rivedere con il destro di Rafinha e la parata di Mateus. Time out per Andrea Centonze che vuole modificare qualche aspetto della sua squadra. Le indicazioni dei due allenatori. (14:31 da giocare). 2-0 per il Binum Italy Petrarca grazie alle reti di Giampaolo e Antonio Molaro. Intanto rientra in campo Arbonio. Botta, Guerra, Ramon in buca per Arbonio, intercetta Molaro. Giampaolo un po' di spazio, avanza, serve Gargantini, passaggio un tantino lungo, rimessa per Mateus subito da Ramon. Guerra, Arbonio, Ramon esterno, intercetta il 96 del Binum Italy che riparte, si allunga però la palla oltre la linea, rimessa per il Benevento. Botta, Ramon, Guerra, Ramon, Botta, va via Gargantini ancora, Botta, palla al centro, Giampaolo respinge, la palla arriva a Feverati che lancia a lungo. Attenzione a Giampaolo che da solo ha tentato la conclusione di prima intenzione. Rimessa laterale per il Benevento, già battuta. Arbonio, Botta, Ramon, ancora Arbonio, 1-2, sempre Ramon. Botta, Guerra, Arbonio, la palla è per Ramon. Feverati col petto, dice di no. Doppio cambio per Giampaolo, è rientrato solo Felipe Mello. Intanto Feverati su Arbonio, poi il fallo di Ramon che viene anche ammonito. Cartellino giallo per il numero 5, il secondo del match dopo Felipe Mello. (12:57 da giocare). Da ribattere il calcio di punizione. Tanto rivediamo la respinta di Feverati sul tentativo di Arbonio. Esce bene qui Molaro grazie anche alla collaborazione di Felipe Mello, intercetta Botta, riparte il Benevento, poi fallo, sì, di Molaro e cartellino giallo anche per Antonio Molaro. Subito cenno d'intesa tra Molaro e Botta e quindi anche Molaro entra nella lista dei cattivi di Perona e Minardi. Terzo ammonito del match, secondo nelle fila del Petrarca. Due falli in questa ripresa, due cartellini gialli, uno di Ramon e l'altro di Molaro.
Ramon batte, ma ovviamente c'è bisogno del fischio. Ramon, Arbonio, Ramon, ancora il 17, Colletta, Ramon calcia col destro, Feverati in qualche modo spazza in avanti dalle parti di Mateus, rimessa per il Benevento. Colletta lascia a Mateus, Guerra, Ramon rischia sull'attacco di Molaro che la tiene anche in campo, palla fuori, sporcata, Rafinha, Parrell, Felipe Mello, bene, Molaro, Mateus sul primo palo, evita il 3-0, rischia qui Arbonio, ancora Rafinha, assist per Molaro che fa doppietta, non sbaglia e firma lo 0-3 della Binum Italy. Petrarca all'8° minuto della ripresa, doppietta per Antonio Molaro. Che inizio di stagione per il giocatore, con il numero 2, terzo gol in campionato in 2 gare, triplica il vantaggio la squadra di Luca Giampaolo. Errore di Arbonio, Rafinha ne ha approfittato, assist al bacio per Molaro che sotto porta non ha sbagliato per lo 0-3. Milucci, Arbonio 1-2, tenta di andare via Milucci, fermato da Parrella, forse con la mano il 10, sì. Calcio di punizione per il Binum Italy. Parrell 1-2 con Rafinha, Parrell, Victor Mello, avanza ancora Gargantini che tende un attimo ma non riesce a girarsi, ancora il 96, Parrell, Rafinha, salta Milucci, Rafinha lotta col numero 11, la palla esce fuori, l'ultimo tocco è dell'autore dell'assist del 3-0. Ramon, Milucci, Arbonio, Milucci, avanza, poi Ramon, Parrella intercetta, riparte Gargantini, intercetta nuovamente Ramon che va via, non c'è fallo, Milucci ci prova, addosso a Rafinha, la palla ora è per Parrella che va via, largo da Rafinha che si allarga, palla sul secondo palo, inestira la Colletta, arriva il fallo di Rafinha su Arbonio, calcio di punizione per il Benevento, fallo numero 2 per il Binum Italy. Stigliano, Ramon, Stigliano in avanti, mette fuori Victor Mello, la sfera arriva a Mateus, Ramon, un po' di spazio Raffaele Stigliano, arriva anche Milucci, si risistema la difesa del Petrarca e quindi Ramon, Milucci, Stigliano, calcio addosso a Parrella, Ramon col destro, la sfera torna al numero 5, Stigliano, Milucci, il tocco sotto, palla alta, grossa occasione per il Benevento, dopo il rimpallo che aveva favorito Ramon, che aveva allargato il gioco da Stigliano, assist, lo rivediamo, per Milucci che ha tentato il lob con Feverati battuto, Benevento vicino all'1-3, lancio di Victor Mello, la sfera arriva dalle parti di Mateus. Stiamo per entrare nell'ultimo quarto di gara. Colletta, Ramon, Milucci, rientra sul destro, intercetta Molaro, Ramon, Stigliano, Colletta, Ramon, Stigliano, si fa vedere Colletta, Stigliano batte Feverati per il gol
del 3-1 all'11esimo, il primo gol in Serie A della GG Teamwear Benevento porta la firma di Raffaele Stigliano, che è riuscito a battere l'estremo difensore del Binum Italy. Il Benevento si riporta sul -2 a 9:34 da giocare. Giampaolo subito da Molaro, passaggio lungo. Rimessa Stigliano, Ramon, ancora Stigliano per il movimento di Colletta che si muove bene, calcia col destro, male sul fondo. Chance ancora per la squadra di Centonze sul lancio perfetto di Stigliano per il movimento del giocatore ex Napoli e Roma. Calcio a 5, Parrell, Giampaolo, Scucchiaia per il movimento di Molaro, palla che esce fuori, frenato con la corsa da Milucci, rimessa per il Benevento già battuta da Milucci. Ramon 1-2, sempre il 10 in possesso, che ha avuto una grande occasione sul 3-0, va via Ramon che regala palla a Victor Mello, che serve Parrell che carica il destro, ancora Mateus sul primo palo a dire di no. E calcio d'angolo per la squadra ospite. Rivediamo l'errore di Ramon, il destro di Victor Mello, ci prova Giampaolo, la palla se la ritrova Ramon tra i piedi che lotta con il numero 20. Altra rimessa per il Binum Italy. 8:50 al termine, 1-3 il punteggio qui al Palatedeschi. Intercetta Colletta, quindi Ramon tenta la giocata ma regala di fatto un corner al Binum Italy. Intanto Perona va a richiamare Colletta, richiamo anche per Lolo Suazo che sarà ammonito, e con il cartellino in mano l'arbitro ammonito anche Lolo Suazo, quarto giallo del match, secondo per il Benevento dopo Ramon. Pronta a rientrare Botta, lancio di Mateus per Stigliano, spalle la porta, non la tiene in campo il numero 7, rimessa per il Binum Italy. Parrell in avanti, Scucchiaia, non c'è nessuno, rimessa per il Benevento. Tanto Lolo Suazo in questo secondo tempo non è mai entrato, vediamo se avrà qualche problema fisico lo spagnolo. Botta, Colletta, Botta, intercetta Rafinha, scappa via il numero 11 che calcia col destro, palla fuori, altra occasione per il Binum Italy su un altro errore del Benevento. Botta, Milucci, passaggio corto, altro errore, ripiega lo stesso numero 10 che tenta di ripartire, rimontato da Molaro, e quindi Colletta va via il 77 ma si trascina la palla oltre la linea. Rimessa per il Binum Italy già battuta. In avanti Felipe Mello per il movimento di Molaro, palla lunga, 7:58 da giocare, 1-3 il punteggio qui al Palatedeschi. Accorciato le distanze poco fa Stigliano, eccolo qui ora in possesso. Botta in avanti, il Pevello con il petto, Victor poi Guerra, Colletta tocca per Stigliano, ancora Botta, Stigliano, Guerra, Botta, Colletta col destro, la tiene Feverati, lancio il numero 1,
Al tramonto dei 4 secondi rientra anche De Crescenzo al posto di Colletta. De Crescenzo scivola bene, calcia col mancino, gran parata ancora di Feverati che evita il 2-3. Palla fuori, Victor Mello alleggerisce per il suo portiere che è pronto al lancio che arriva. La palla è per Rafinha, Guerra la meglio e cerca e trova Stigliano, corridoio del numero 20, calcia Stigliano ancora, Feverati sul primo palo, attento, corner per il Benevento che ora sta producendo il massimo sforzo per poter rientrare in partita. Botta para per De Crescenzo, la palla in area di rigore, esce bene il Petrarca, poi sbaglia il tocco Gargantini per Rafinha che non riesce a ripartire. Rimessa per il Benevento, già battuta quindi Stigliano. Botta. Guerra. De Crescenzo, Botta. Lotta, Botta. Arriva il fallo da parte di Felipe Mello, fallo numero 3 per il Petrarca. 6:29 da giocare. De Crescenzo subito per Guerra, legge tutto Feverati. De Crescenzo, Botta 1-2, ancora De Crescenzo che torna da Botta, largo da Stigliano. Botta, Guerra, sterza e va da Botta. Guerra, Botta, Guerra, De Crescenzo, scucchiaia per Guerra, capisce tutto Victor Mello. Occhio che Rafinha spazio, assist per Gargantini che torna da Rafinha, capisce tutto De Crescenzo che poi cerca e trova Guerra, avanza il numero 20, doppio passo di Guerra, fallo e doppio giallo per Felipe Mello che è già ammonito, cartellino rosso per il numero 10 per la giocata di Guerra, fallo numero 4 e finisce qui la partita di Felipe Mello. Rivediamo il doppio passo di Guerra. Restano molti dubbi su questo intervento. Doppio giallo per il numero 10 del Linum Italy Petrarca. (5:43) al termine della gara. Superiorità numerica per il GG Teamwear a Benevento che ha la possibilità di giocare con l'uomo in più e dare un po' di pepe a questo finale. Arriva il fischio. Ramon, Stigliano, Ramon avanza, calcia col destro, palla alta. Feverati lancia in avanti, rimessa laterale credo, no, dal fondo, no, va rettificato, la rimessa è laterale. Battuta ora da Stigliano, riavanza il Benevento con Ramon, la palla è per Milucci, Ramon, Stigliano, Ramon, la palla è per Stigliano, Benevento che attacca con Ramon, Stigliano, Arbonio e Milucci. Arbonio entra in area, Milucci, incredibile, poi il tentativo di Stigliano, praticamente Milucci ha tolto la palla dalla porta, sfortunato il numero 10 sul tentativo di Arbonio. Rivediamo, la palla ha colpito il numero 10, si è salvato il Linum Italy a 5:15 dal termine. Clamorosa occasione per il Benevento.
Petrarca che sta difendendo oltre ovviamente a Feverati tra i pali con Parrell, Rafinha e Molaro. Ci prova Stigliano, paratona qui di Feverati, gran parata del numero 1 che dice di no su Stigliano. Ancora Stigliano con il mancino deviato da Molaro, sta soffrendo il Petrarca con l'uomo in meno. Milucci, Stigliano, Ramon, Stigliano, ancora Ramon, Milucci tra le linee, passaggio corto per Arbonio, la palla torna a Ramon che avanza, Milucci col destro, addosso a Rafinha, Milucci, Ramon, Stigliano, Milucci tra le linee, la palla torna a Stigliano che non calcia, riparte Rafinha che ha un po' di spazio, va via Rafinha, palla fuori. Mateus subito da Ramon, 1 minuto è trascorso. Stigliano, Arbonio, francobollato da Molaro, Stigliano, Ramon, Stigliano, carica il mancino, Feverati dice di no, ancora è una battaglia personale tra il numero 1 e Stigliano. Ramon, Milucci, Ramon, Stigliano, Milucci calcia, non c'è fallo di Molaro, riparte Parrell che serve Molaro, si trascina la palla oltre la linea, rimessa già battuta da Ramon per Stigliano, 3,55 da giocare. Ramon, Stigliano, Ramon, Stigliano ci prova, Feverati sul primo palo, attento, ancora Mateus, Mateus subito da Stigliano che tenta la giocata su Molaro, l'ultimo tocco del 2, rimessa laterale per il Benevento, già battuta. Ramon, ultimi secondi con l'uomo in più per il Benevento, Guerra, Ramon in buca, la palla arriva a Stigliano, power play perché è finito il tempo con l'uomo in più, quindi Milucci con la maglia del portiere in movimento. 5 contro 4, la palla è sbagliata per Milucci, la porta è vuota, ci prova Rafinha sul fondo, occasione per il numero 11. Ultimi 183 secondi di questa gara, ci prova ora con il portiere di movimento. Stigliano carica il mancino, calcia addosso a Molaro, rimessa a Benevento. Milucci, Ramon, Stigliano, Arbonio, Ramon, Guerra, Ramon, Guerra subito da Milucci, palla sul secondo palo, Feverati su Arbonio, evita il 3-2, va via Parrell, fallo di Guerra che sarà ammonito per questo intervento, fallo tattico del numero 20 e fallo numero 3 per il Benevento. Rivediamo la grande parata ancora di Feverati su Arbonio, stazione insistita, il passaggio di Milucci e dice di no. Feverati davvero che sta disputando una partita da 8 in pagella. Molaro, Rafinha, Molaro, Parrell, Rafinha, Victor Mello, Parrell, scucchiaia per Molaro che si fa male, crampi per il numero 2, autore di una doppietta che è rientrato anche nel giro della nazionale del nuovo corso del CT Salvo Samperi nel raduno al Giulio Onesti
A novembre 2 amichevoli contro la Norvegia per la nazionale italiana. Rientra intanto Milucci con la maglia del portiere di movimento. 2:24 da giocare. Benevento che non ha approfittato dell'uomo in più dopo l'espulsione per somma di ammonizione di Felipe Mello. Ramon, Stigliano, ci prova Arbonio addosso a Victor Mello. Stigliano, Arbonio per Milucci, intercetta Molaro, Parrello corre, la palla gira e termina sul fondo. Che occasione per il numero 13 che in corsa cadendo è andato vicino all'1-4. Ultimi 120 secondi, riparte il Benevento con Ramon e quindi Stigliano. Palla sul secondo palo, che parata ancora di Feverati su Colletta. Marta, grande, clamorosa occasione per il Benevento. La splendida palla di Stigliano, parata distinto in spaccata di Feverati su Colletta che ha calciato botta sicura. Parrella, salta Arbonio, va via il numero 13, la palla arriva sui piedi di Raimondo, poi Victor Mello, Molaro, la sfera è preda di Colletta, rientra Milucci. Ramon, Milucci, Colletta, Milucci, De Crescenzo, Stigliano addosso a Victor Mello. Corner per il Benevento, anzi rimessa in zona d'attacco. De Crescenzo, Milucci, Ramon, Colletta, Ramon carica il destro, serve Stigliano, 1-2, Ramon, De Crescenzo, Ramon calcia col destro, Murato non c'è, corner, la porta è vuota, corre Rafinha che firma la rete dell'1-4 a 56 secondi dal termine. Rafinha mette il punto esclamativo al match tra le proteste del Benevento che voleva il calcio d'angolo. Arriva il gol del numero 11 che chiude il discorso ad 1 minuto dal termine. Ramon, Colletta, lascia Milucci, ancora Colletta col destro, palla alta sopra la traversa. Ultimi 48 secondi del match. In Italy vicino alla seconda vittoria consecutiva dopo il successo di venerdì scorso, sabato scorso sulla Sala Consilina. Milucci, Colletta, Ramon, Stigliano sul secondo palo, palla deviata che beffa Feverati e quindi accorcia le distanze il Benevento. Il tentativo di Stigliano, è arrivata la deviazione di Rafinha, quindi autorete di Rafinha sul tentativo di Stigliano. 2-4. Batte Molaro, ultimi 30 secondi. Parrella, Victor Mello, palla in avanti, non ci arriva Molaro. Ramon avanza,
De Crescenzo, Stigliano addosso a Victor Mello. De Crescenzo, Ramon, Colletta, Stigliano, De Crescenzo ci prova, gran gol di Davide De Crescenzo che fa 4-3 a 10 secondi dal termine. Il Benevento si riporta sul -1 con il primo gol in campionato di De Crescenzo, sempre sull'assist di Stigliano. Parrella, Victor Mello spazza in avanti, mette giù Rafinha. Milucci è rimasto in porta, Molaro, la partita finisce qui. Il Vinumita Petrarca spugna il Palatedeschi, vince per 4-3 ed inanella il secondo successo consecutivo, salendo appunto a 6 punti in classifica. Secondo KO di fila per il GG Timaware Benevento. Nel primo tempo è arrivato il vantaggio della squadra ospite con il gol di Giampaolo, poi il 2-0 di Molaro, il 3-0 di Molaro ha accorciato le distanze. Raffaele Stigliano con l'uomo in più. Il Benevento, dopo l'espulsione per somma di ammonizioni di Felipe Melo, non è riuscito a trovare il 2-3 grazie anche ad un grande Feverati. Poi è arrivato il 2-4 di Rafinha, l'1-4 di Rafinha, che ha approfittato del power play del Benevento per mettere il punto esclamativo al match. Nel finale l'autorete dello stesso Rafinha e il gol di De Crescenzo per il 3-4 definitivo. È tutto dal Palatedeschi. Noi ci rivediamo tra 2 settimane, quando sempre qui racconteremo Benevento 5 contro Active Network. Buona domenica.